Buon pomeriggio, benvenuti tutti al centro sportivo Concadoro di Monreale, benvenuti alla sesta giornata di Allievi Elite Under 17, benvenuti a Cus Palermo contro Città di Ribera, oggi scontro diretto per il primo posto, 10 punti, prima in classifica, pari punti con l'Atena, il Città di Ribera, mentre a inseguire a 8 punti e 2 punti di distanza di differenza il Cus Palermo insieme al Calcio Sicilia, oggi quindi uno dei primi crocevia di questo campionato, di questa stagione. Già il primo è stato la settimana scorsa nella partita pareggiata all'ultimo, allo scadere, contro il Calcio Sicilia. Vedremo invece oggi come andare in questo scontro diretto per il gruppo di Mister Di Fresco. Scendere in campo le due squadre, Cus Palermo squadra di casa in maglia rossa, mentre in maglia bianca il Città di Ribera. Saluto tra le due squadre, saluto con l'arbitro. Oggi, vista l'assenza di Capitan Licalzi, può fare il capitano Casisa, altro perno centrale alla difesa di Mister Di Fresco. Saluto, confronto tra le panchine e siamo quasi pronti per assistere alla sesta giornata di Allievi Elite Under 17, Cus Palermo contro Città di Ribera. Ora vengo, se si mette ad abbaiare scendo giù. Chi c'è? Ci siamo quasi pronti per il fischio d'inizio. Sembra essere il rosso dei padroni di casa, il primo pallone di questa gara. Con Leonardo che fin qui palleggia, sarà lui a mettere in gioco la prima volta. Attendiamo i soliti check da parte del direttore di gara, gli ultimi controlli e poi una volta avuto il via saremo pronti a entrare dentro la sesta giornata del Allievi Elite, come dicevo. Mentre già a bordo campo arrivano volti noti per la dirigenza, per lo staff del Cus Palermo, tra cui Claudio Friscelli e Andrea Bruno. Ci siamo, primo pallone per Leonardo, vediamo quando arriva il fischio dell'arbitro, che arriva ora e quindi si può giocare. Iniziati ora, ricordo, due tempi da 45 minuti, chiaramente essendo in categoria Allievi Elite. Prima rimessa con le mani in favore del Cus Palermo per i padroni di casa in maglia rossa, come potete vedere anche qui in alto a sinistra in sovraimpressione ai vostri schermi. Mazza difende la posizione, vorrebbe passare, va giù, non c'è niente, ancora Leonardo cerca di andare sul secondo palo. Alla che resta dentro, la gestisce ancora il Cus, l'altro cross in mezzo verso il centro dell'area, questa volta termina alta sulla traversa e c'è rinvio dal fondo per il Ribera. Primo pallone toccato che sarà toccato dai ragazzi ospiti, pronto a metterlo in gioco dal rinvio dal fondo il porterino del Ribera, Giuseppe Marrella, giocatore sotto età, 2009, forse gioco fermo per verificare le condizioni della rete. Tempo fermo, fermiamo il tempo, c'è qualche problema alla rete, nonostante i controlli del direttore di gara prima della partita, ancora persiste qualche piccolo problemino.
Sembra si possa giocare. Risolto il problema alla rete, si ricomincerà con il rinvio dal fondo. Pronto Marrella a mettere in gioco lì dal basso. Chiamata qui sulla palla lunga. Arriva il fischio. Marrella va a lungo, come dicevo, oltre la metà campo delle parti di Cassisa, che lascia rimbalzare per andare a prendere ora con l'arrivo di Anello. Cassisa si lotta, tocca lo verso, palla in avanti, cercata l'imbucata verso il compagno. Non arriva qui Francesco Di Pisa a leggere questo passaggio lungo. Lo Iacono preferisce allontanare, mandandola però fuori in rimessa laterale per gli ospiti. Da qui non vediamo bene questa zona. Ve la racconto io. Cercata l'area di rigore. Cavalleri, palla tolta, spazzata via più che può. Ora si gioca alla retrovia del Giro Ribera. Promette la pressione Leonardo. Un po' in difficoltà qui il centrale difensore Ribera, che cerca di tenerla. Poi va giù Leonardo. C'è stato il contatto, per l'arbitro è tutto regolare. Lascia proseguire tranquillamente il gioco, assegnando un rinvio al fondo in favore del Ribera. Intervento chiaramente al limite questo di Simone Palermo. A tu per tu con Leonardo. Si è preso un grande rischio del contatto con l'attaccante avversario, mentre indirizza il pressing dalla panchina Mister Di Fresco. Cerca di giocare sul lato, lo Iacono toglie, palla in mezzo, Cassisa tocca, sporca, resta ancora dentro, si gioca nello stretto. Ultimo tocco bianco e sarà rimessa laterale per il Cus Palermo. Lo Iacono, palla allontata via, ancora rimessa con le mani, l'ultimo tocco di Gabriele Mirabile. Si gioca dentro l'area, Leonardo vorrebbe passare, ancora giù, continua a non esserci niente, palla mandata via, rimessa laterale sul lato, evitato il calcio d'angolo. Sulla rimessa laterale che andrà a battere ancora lo Iacono. Alta rimessa ancora, il Cus cerca di insidiarsi in avanti per aggredire subito questa gara. Sono passati solo 3 minuti di gioco, almeno di tempo effettivo, quando c'è stata una pausa di qualche minuto per verificare le condizioni della rete. Ora gioca da Mazzè, che sbaglia il controllo, questa volta rimessa laterale in favore del Città di Ribera. Vi ricordo gara importantissima questa per la classifica, già alla sesta giornata di campionato. Partita che vale lo scontro diretto per il primo posto, per salire a quota 11 o 13 nel caso di una vittoria del Ribera, e quindi gestire ancora di più il vantaggio e il primato in classifica al momento. Si lotta in mezzo al campo, il tocco di Leonardo, insegue Anello contro l'avversario, ancora si lotta, cerca di gestirla Salvatore Cusumano, che subisce fallo da Adriano Anello, e c'è fallo e calcio di punizione in favore del Ribera. Andrà Gabriele Mirabile a battere questo calcio di punizione in favore dei suoi. Mirabile ha di cercare l'area di rigore, prova ad andare dai compagni, che arriva, il tocco in avanti diretto verso la porta. Da qui non abbiamo distinto chiaramente chi è stato, ma prima grande occasione da gol in favore del Ribera. Sono lasciati scappare alle spalle difensori del Cus. Rischio preso qui dalla squadra di Mister Di Fresco, sarà rinvio dal fondo per Guglielmo Lafata, per Gere Lafata, guardate. In mezzo al campo ancora Mirabile, prova ad andare dall'attaccante che cerca di difendere a spalla la porta, e gira sul lato di destra, quello di giocatore numero 2 tutto lo mondo, l'unico insieme al portiere a essere sotto età in questo gruppo, almeno tra gli 11 titolari. Lo Iacono legge bene il rimbalzo, non vuole spazzarla via, preferisce gestirla. Lo Iacono ancora sul lato, lungolinea, va in avanti, Leonardo non tocca, ma se ci crede, poi palla alzata a campanina dal difensore del Ribera. D'Adezio lancia, spazza via, ancora un po' di confusione, di traffico per avere la palla a 3 piedi. L'ultimo tocco è stato bianco e quindi rimessa laterale Cus Palermo. Tutto lo mondo gioca da Mirabile, palla dietro, non tocca Leonardo, può spazzare via ancora la difesa bianca. Gestione in mezzo al campo, si lotta alla 3 piedi, prende Leonardo, eccolo che controlla, prova ad imbucare per Mazzè, non riesce
a trovarla, stanno cercando di trovarsi i due, stanno cercando di comunicare il 9 e il 10 del CUS. Ora salgono ancora con questa rimessa laterale alla zona avanzata. Leonardo allarga ancora, palla per il compagno, mette il cross in mezzo verso l'inserimento qui di Campora, che ha cercato di indirizzare verso la porta, non impatta, non tocca e sarà rinvio al fondo per il Città di Ribera. Questo ennesimo cross partito dal lato di sinistra verso l'area di rigore. Altro rinvio lungo, fa salire i suoi Marrella. Eccolo qui Marrella che lancia, deviazione di Marchese, ne approfitta così il numero 11 Ribera che lancia sulla corsa e il compagno prova a gestirla. Ora Salvatore Cusumano, palla che termina fuori, l'ultimo tocco è stato Rosso, rimessa la 3 per Ribera che la prova a salire, pronto tutto il mondo a rimettere in gioco con le mani. Cusumano, tutto il mondo ancora, palla spazzata via, deve metterla giù Mazzè, si appoggia col tacco, palla che va avanti in mezzo al campo, Casisa riesce a prolungarla per il compagno, Leonardo lavora questo pallone sopra la porta, ne ha due su di sé, non riesce a gestirlo, ora sì, ancora Leonardo, poi chiusura avversaria, il lancio di Casisa, vorrebbe arrivarci Mazzè, esce Marrella ma la palla scappa, occhio, va giù Mazzella, va giù Mazzè, non c'è niente per l'arbitro, ancora contatto in area di rigore. Era scappata la palla a Marrella, Mazzè reclamava un fallo, per l'arbitro non c'è niente. Anello, col tacco bene qui lo perso, si diverte il CUS Palermo, che qui la perde però su questo passaggio fuori misura, palla difficile, la ritrova il CUS, Leonardo può allargare, palla verso Campora, che si inserisce, posizione regolare, Campora va in mezzo per Mazzè, non riesce ancora Mazzè a schiacciare in rete, la tiene però in campo sul lato di sinistra il CUS. Dal limite, cercata la porta, deviazione. Palla tolta via, l'ultimo tocco è stato di Simone Palermo, cerca di aggredire questa avvio di gara. Il CUS va a un passo da sbloccarla, va un passo all'1-0, calcio d'angolo in favore dei padroni di casa. Mazzè prova ad andare sul primo palo, Campora non tocca, palla che schizza al limite, c'è Casisa, vuole lo spazio per il tiro, invitato dal mister Di Fresco. Cerca il tiro Casisa, altra palla tolta, ancora la copertura di Giuseppe D'Addesio. Di Marco, Marchese, la palla è uscita, è rimessa laterale bianca. Anello toglie, resta lì, prova ad uscire la Marchese, non c'è nessuno in quella traiettoria, ne approfitta così Città Ribera che spazza via, palla rimane davanti, la lo Iacono. Leonardo ci crede, vorrebbe tenerla, lotta ancora contro Domenico Mariondi, l'ultimo tocco è stato proprio del numero 3 del Città di Ribera, Mariondi tocca per ultimo, rimessa laterale per il CUS. Leonardo ne ha due alle spalle, finisce per perderla, Campora però ci crede ancora, lascia scorrere, Campora, c'è Casisa dietro, oggi capitano del gruppo 2007 del CUS Palermo, va giù Mazzè, ancora l'arbitro lascia giocare, serie di contatti, Di Marco, lo verso nello stretto, apre bene a sinistra, posizione regolare, pronto il cross, resta lì, l'ultimo tocco è stato del difensore Ribera, quindi rimessa laterale per il CUS Palermo, mentre c'è un giocatore a terra e del Ribera, sembra essere proprio Giuseppe D'Addesio, il capitano della formazione ospite. Si rialza il centrale di difesa del Ribera, si gioca ancora, lo Iacono mette questa palla in mezzo, Marrella non se la sente di bloccare, preferisce mandarla via, smanacciare e mandarla in calcio d'angolo. Ancora il CUS che cerca di insediare, cerca di sbloccarla in questa via di gara, siamo al minuto numero 10, primi 10 minuti di gara che sono andati, ancora 0-0, reti inviolate per entrambe le squadre. A battere pallo verso il centro, l'area troppo sul portiere, Marrella non blocca ancora, resta ancora viva, Casisa non tocca, Marchese si lascia anticipare, palla che ritorna in aria, rimbalza questa palla di difficile gestione per i giocatori in aria che ora spazzano via ma non del tutto. Marchese prova a tenerla ancora, controlla,
punta tutto il mondo, se ne va sul lato Marchese e quello crosserà su terra in mezzo, ne arriva da Leonardo, spazza via la difesa bianca, ora cerca di salire con questa ripartenza, comanda tutto attaccantino 9 Cusumano Salvatore che lotta con Loverso, c'è fallo commesso da Cusumano ai danni di Loverso che riesce a sventare, riesce a evitare questa ripartenza avversaria, prende fallo, trova il contatto e c'è calcio di punizione per il Cus. Occhio allo Iacono. Casisa apre tutto da Campora, Davide Campora vorrebbe andare, cerca una palla solo alla profondità, non attaccata però da Leonardo, non si intendono i giocatori del Cus Palermo. Ora occhio al contrasto, occhio al contatto, si gioca ancora, lancio lungo, riesce a contenere sul lato, poi scappa, occhio, prova a riprendere ancora Cusumano, arriva allo Iacono come un treno dritto sulla palla, intervento duro ma regolare, allontana, manda via, rimessa laterale per il Città di Ribera. Mariondi dentro l'area, palla spizzata, buona solo per l'uscita di Lafat. Lafat gioca corto, Casisa può girarsi, spazio per andare, Casisa cerca di impostare, palla buona per il lancio di campo, la posizione però sembrava essere irregolare, l'arbitro ha lasciato giocare, si la palla è terminata alle mani di Marrella, sul lato Leonardo questa volta c'è fallo, l'arbitro lo vede, fischia e calcio di punizione. Calcio di punizione Ribera. Taddezzi gioca dietro, Marrella, Salcus Palermo, si gioca sul lato di destra, ha cercato tutto il mondo e continua a giocare lungo lì, allo Iacono fa sentire bene la posizione e ritrova il possesso per il Cus che ha aggredito meglio la gara rispetto alla formazione avversaria. Mazzè resta lì, finisce a perdere, si lotta ancora, l'ultimo tocco è bianco, si lotta per il possesso. Deviazione Ribera, sarà rimessa laterale per il Cus. Casisa appoggia ancora sul lato, Di Marco vorrebbe lo strappo, non riesce, altra rimessa con la mano per il Cus. Casisa, Di Marco, solito scambio 3-2. Di Marco questa volta vuole il cross in mezzo verso Marrella che riesce a bloccare senza difficoltà. Marrella va a lungo, oltre la metà campo. Chiamato a intervenire, in questo caso Alessandro Marciano. Riesce a toglierla, Loverso apre tutto, va in avanti, Mazzè anticipato di testa, poi la palla schizza via tra le mani ancora di Marrella. Vediamo se andrà nuovamente la soluzione lunga, quella corta, si ripete ancora oltre la metà campo, che sotto sul lato di Iacono che spazza e allontana via. Palla che rimbalza, occhio, errore di comunicazione, Mazzè ne approfitta, vorrebbe puntare, entra in area Mazzè. Mazzè ancora va in porta, Marrella, ancora occasione Cus, aveva i compagni in mezzo, c'erano varie soluzioni, ha preferito andare in porta. Mentre occhio che c'è Marrella dolorante, forse per la botta subita. L'arbitro ferma il gioco per verificare le condizioni dell'estremo difensore Ribera. Altra occasione non sfruttata in questa occasione da Mazzè. Si è preso qualche attimo di troppo per pensare sulla giocata. Alla fine è andato in porta. Ancora si resta 0-0 quando siamo vicini al primo quarto d'ora di gara. Cus 0, Ribera 0. Questo sconto diretto per il primo posto. Chiaramente salvo vittorie di Calcio Sicilia e Atena. Si rialza Marrella, l'arbitro rimette la palla in gioco per chi era in possesso, quindi per il Cus Palermo. Marciano apre sul lato, Campora vuole toccare a un tocco ma non riesce, palla che schizza da Casisa che ha spazio e tempo per andare. Casisa riflette sulla giocata, apre sull'esterno, palla ribattuta, altra chance, questa volta gioca corto sulla giocata più semplice dallo Iacono. Lo Iacono cambia tutto, altro lancio preciso per il controllo di Campora. Davide Campora
torna dietro Anello, ha un tocco, palla difficile, deve pulire Marcianò, che preferisce allontanarla più che può e mandarla via. Ora ancora si lotta per il possesso, Cusumano tocca per l'inserimento del compagno, lo Iacono gestisce ancora, non lascia passare, allontana via, poi Casisa. Bene, qui prende un colpo, ancora si gioca, lo verso, sterza, alza la testa, vede chi servire e gioca corto da Giuseppe Lo Iacono. Lo Iacono, lancio lungo verso Campora, vorrebbe arrivare, riesce ad allontanare in questa occasione Mariondi. Ancora si sceglie la soluzione con i lanci. Fin qui sta pagando le squadre in campo. Anello, doppio contrasto, vincente in entrambi. Riesce a servire Mazzè che può puntare. Mazzè, là sul destro, vede Leonardo, palla tocco di ritorno. Ancora Mazzè, dentro l'aria. Ed arriva il gol dell'1-0. La sbloccata Mazzè, la sbloccata il CUS Palermo. Al minuto numero 16, 1-0. Il CUS ha aggredito benissimo la gara. La dimostrò Mazzè di essere in forma in questi primi minuti. Scambio 1-2 vincente con Leonardo. Ed è questo l'abbraccio tra i due. Uno segna, uno serve l'assist. Mazzè segna il gol dell'1-0. CUS Palermo 1, Città di Ribera 0. Il gol del 10, il gol del numero 10 del CUS di Mister Di Fresco. Ottima comunicazione con Leonardo, che scambia, trova l'1-2 e Mazzè non sbaglia da lì. Marrella battuto, 1-0 per il CUS Palermo. Ora deve cercare la prossima mossa in Ribera, che fin qui è partito un po' sottotono in questo avvio di gara. Anello ha avuto ancora la meglio su questo contrasto vinto. Anello è da rettificare la posizione della battuta, l'arbitro fischia e tornare dietro Adriano Anello. Anello lungolinea, vuole Campora, raddoppiato, quella che schizza in mezzo, Marchese col petto, poi Casisa allarga un tocco dove c'è Di Marco che vorrebbe gestire e passare in avanti. Di Marco, deviazione avversaria, ancora si lotta per il possesso, lo verso va giù, strattonato, l'arbitro non fischia e lascia giocare ancora. Lo Iacono torna dietro, eccolo Marcianò. Marcianò allarga, palla verso il numero 3 Di Marco e continua a correre, va giù, intervento regolare sulla palla, si è visto nonostante le proteste delle ragazze a terra. Ora cerca di uscire a Ribera, prova a farlo sul lato di destra, quello opposto a noi. Lanci in avanti verso Cusumano, palla che schieta però Di Pisa vorrebbe tenerla. Appoggio dietro verso Mirabile, ancora si lotta per avere la palla a tre piedi, passa il numero 7 che vorrebbe il tiro, ha cercato qui la conclusione della distanza Flavio Lipetri. Va alto, il rinvio dal fondo per la Fata. 1-0 CUS Palermo fin qui. Questo sicuro. Gestione ancora di Casisa che guarda sul lato, va a metà per Leonardo e per Mazzè, non trova nessuno dei due, soltanto l'avversario. Leonardo gestisce ancora, lotta con l'avversario, va giù, porta a terra, non c'è fallo. Leonardo ancora insiste, lo verso, l'ultimo tocco è stato bianco. Buono qui il lavoro di reaggressione del CUS Palermo che riesce a ritrovarla subito dopo averla persa. Adriano Anello, Leonardo, palla che non passa però, lo verso, qui scalcia l'avversario, ancora l'arbitro non fischia, forse nemmeno un fallo fin qui ha segnalato il direttore di gara. Lo Iacono deve accompagnare la palla fuori, vediamo se riesce. E con mestiere lo fa benissimo lo Iacono. A tu per tu con Di Pisa. Leonardo non arriva questa volta. Marchese non fa girare l'avversario. Bene, palla che va in avanti, cercato Mazzè, arriva prima. Ancora Marchese, questa volta incaricato di non far girare l'uomo. La gestisce Lipetri. Bene, qui nella girata, lancia in avanti verso l'area di rigore. Troppo lunga, palla buona solo per le mani di La Fata. Mentre siamo oltre il minuto numero 20. I primi 20 minuti di gara che sono andati. 1-0 fin qui per il CUS. L'ha sbloccata 4 minuti fa Mazzè, che ora viene cercata ancora. Tocca ma non basta, Mazzè riesce a riprenderla, c'è spazio e tempo per andare. Mazzè sterza con la sola, manda fuori tempo l'avversario, ancora Mazzè, li punta tutti, si va a chiudere, troppo
sta sul dribbling. Ora lotta Leonardo, palla allontanata via. Si tiene stretto questa rimessa con le mani di Marco. Leonardo alla bandierina a difenderla in mezzo a due, vorrebbe passare. Serie di deviazioni con la palla che torna ancora rossa per Casisa, chiamata al tiro, vorrebbe provarlo Casisa, ci va, ci prova, va alto, sarà rinviato al fondo, ma buono qui il tentativo di Casisa. La seconda chance è qui dalla conclusione da fuori. Fin qui non inquadra la porta, ma cerca di mettere in difficoltà il portiere avversario. 1-0 Cus ancora, rinvio al fondo per il Ribera. Lo verso tocca. Palumbo in avanti, bene marciano in anticipo, Casisa mette giù, spara la porta, vorrebbe girarsi, preferisce appoggiarsi dietro allo Iacono. Mentre Campora chiama l'inserimento, ecco il movimento cercato, Davide Campora, palla precisa, ancora di Loiacono verso Davide Campora. Lotta contro Mariondi, Ciallo verso in aiuto. Campora, rimorchio per Casisa, diventa quasi un cross, Leonardo lavora questa palla, spalla alla porta. Ci prova in mezzo a tre, lavoro difficile, non riesce. Il 9 del Cus, ora ripartenza ricercata dal Ribera, troppo frettolosa, aveva tempo qui di girarsi e gestire la giocata Cusumano. Finisce a perderla, ora e riaggredire per il nuovo possesso. Anello, Loiacono. Bene per Marchese ancora, senza sbavatura Loiacono. Di Marco dentro l'area di rigore, non lo trova, la caressa Limazze. Lotta, mette giù da terra ancora il giocatore Ribera. Gioca sullo stretto. Il Cus ancora si lotta su ogni pallone. Casisa, lo verso a destra. A sinistra c'è Di Marco, lui che viene servito. Di Marco, punta tutto il mondo. Ancora Di Marco verso la porta. Senza deviazione, in semplice rinvio al fondo per il Ribera. Marrella, ancora soluzione lunga, in mezzo a tre maglie rosse, alla meglio Capitan Casisa. Oggi, ripeto capitano, visto la squalifica di Licalzi, espulso la scorsa giornata contro il Calcio di Sicilia. Loiacono deve lottare. Lo fa con l'avversario, passa alla meglio di Pisa, mette un cross in mezzo. Letto dalle difensore del Cus che manda via in rimessa laterale per Ribera. Che la cerca di rifacciarsi in avanti quando siamo nella seconda metà di questo primo tempo di gioco. Bene, qui Mirabile salta l'uomo per andare in porta. Dopo una buona giocata va fuori misura però Mirabile. Rinvio al fondo per la Fata. Marcione in avanti verso Mazzei, non lo trova. Lettura di Mirabile ma se la lascia strappare da Marchese. Ma termina il campo, sarà rimessa la tale Ribera. Pronto tutto il mondo. Lungolinea dei compagni di Pisa, vorrebbe girarsi, Loiacono glielo impedisce. In avanti, Mazzei cercata ancora. Altra lettura di testa, si lotta qui sulle palle alte. Ora termina fuori, in rimessa laterale, ancora Ribera, per tutto il mondo. Di Marco, Leonardo, palla che passa, Leonardo bene, qui apre per la corsa di Campora, altra ripartenza, altra salita del Cus, ora vorrebbe centrarsi, Campora, lo verso si inserisce, palla che scappa via, deve gestire, deve lottare ancora, un po' di confusione, Campora prova il tiro, smorzato e Marella blocca. Mentre è stato messo il pallone fuori per consentire un cambio, né Ribera? Sì, è così, cambio, pronto a uscire Giulio tutto il mondo dopo 25 minuti di partita, costretto al cambio, il primo della formazione ospite. Fuori tutto il mondo, vediamo che entrerà al posto suo. Esce tutto il mondo in maglia numero 2, al suo posto entra Vincenzo Cappello in maglia numero 13, mentre c'è un'inversione. Cappello si mette a sinistra, si inverte con Mariondi che va a coprire il ruolo dell'appena uscito tutto il mondo. Quindi resta l'unico 2009 in campo. Marrella.
mentre Mazza ridà la palla agli avversari. Alla stessa la metà campo, resta lì. Anello si arrampica, si abbraccia un po' con l'avversario, ancora la gente si gioca. Campora. Casisa prova ad allargare, Leonardo a un tocco non riesce all'intenzione. Palla che resta lì, Leonardo ora vuole proteggere l'uscita del pallone, ci riesce, rimessa la tela per il Cus. Campora, lo verso tocca. Palla che torna però da Mirabile, gliela strappa Mazza che vorrebbe girarsi. Mazza spara alla porta, viene chiuso, costretto allo scarico, ma lui vuole ancora andare. Mazza, il giocatore che fin qui decide il ritorno momentaneo della partita. Lo Iacono, altro lancio preciso per Loverso che tocca, ci crede Leonardo, allontana il centrale difesa del Ribera che ora spazza via, evita il rischio. Ricomincia dalla rimessa laterale il Cus. Campora Leonardo, ancora raddoppiato, Leonardo vorrebbe passare. Leonardo in mezzo a due, non c'è niente, non riesce. Ora c'è il fallo. La segnalazione dell'arbitro che segnala un calcio di punizione. Sì, calcio di punizione in favore del Cus Palermo per un fallo commesso ai danni di Leonardo. A battere vediamo che andrà. Si presenta Giuseppe Lo Iacono in posizione di battuta. Occhio che è un mancino. Da lì è difficile pensare alla conclusione dritta verso la porta, ma ci ha dimostrato già dall'anno scorso Lo Iacono di provare in queste occasioni. Lo Iacono, arriva il fischio, 2 barriere chiesti. Lo Iacono cerca la porta, vuole il primo palo, Marrella imperfetto, qui si è preso un gran rischio. Fortunatamente per il portiere Ribera, colpisce il palo, poi con un braccio Anello, intervento involontario di Adriano Anello, arriva il primo gol della partita ed è per il 2 del Cus che tocca con una mano e quindi giallo per il direttore di gara. Il primo cartellino della partita arriva così, primo giocatore inserito nella lista dei cattivi dell'arbitro è Adriano Anello. Da Dezio dentro l'aria, allontana proprio Marciano che manda via ancora da Dezio in avanti. Palla che spizza, non arriva qui Mirabile, vorrebbe gestire ancora Casissa che allarga verso la corsa di Di Marco, deviazione di Mariondi e sarà rimessa con le mani per il Cus Palermo. Di Marco, lungolina vuole Mazze, riesce a girarsi e passare su Mariondi, ancora sterza, lo punta Mazze nello stretto in area di rigore, Mazze ancora là sul destro. Mazzi si accentra, cerca il tiro, Murato, non doppio intervento avversario, l'ha tolta il lungo laterale Ribera, Mariondi, ora sul lato si gioca ancora il 10 Palumbo, trova la soluzione al compagno, Cusumano contro Anello, contrasto regolare, allarga bene, Leonardo si gira, Leonardo se lo perde il cappello, Leonardo in mezzo a tante maglie avversarie, un po' di confusione, arriva ora il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per un fallo commesso da Leonardo per trattenuta nei confronti del difensore avversario, calcio di punizione per il città di Ribera. Tocco di prima verso Casisa, però fuori misura questo passaggio di Mariondi. Casisa ancora sul lato, siamo vicini alla prima mezz'ora di gara, cerca lo strappo Casisa, riesce a mettere un cross in mezzo, troppo verso il portiere, buona per il rinvio dal fondo di Marrella. Casisa gestisce dallo Iacono senza rischiare, lo Iacono ancora allarga, ci ha preso gusto in questi cambiati di gioco, questa volta prova fuori misura ma si guadagna una rimessa con le mani in favore dei suoi. Campora, Leonardo col tacco prova a mandarlo sulla corsa, buona giocata, cross in mezzo, fermato però dalle centrali difesa del Ribera che allontana e spazza via. Cusumano fuori misura, buona per Loverso, gestione ora per Marchese, Marchese corto verso Casisa, che c'è un giocatore fermo,
Casisa in buca per Campora, non arriva, passaggio fuori misura troppo lungo, buono per rinvio al fondo di Marrella, mentre c'è ancora dolorante Cusumano. L'arbitro ancora non ha visto. No, lui ha preso il fritto e aspetta. E dammi devi stare seduto. Resti lì. Si riprende Cusumano, momentaneamente in 10 Ribera, visto l'uscita momentanea dal campo del numero 9 del Ribera. Potrà rientrare sotto autorizzazione dell'arbitro. Occhio alla gamba alta di Leonardo, commette fallo, gioco pericoloso. E fallo e calcio punizione per il Ribera. Palermo al limite dell'area, cercato i compagni, trova la testa però di Marciano. Ora Marchese, a tu per tu contro l'avversario, lavora lo stop in velocità, la meglio, Marchese qui in velocità, bene Marchese, che imbuca per Mazzè, che è in posizione chiaramente di fuorigioco, si era visto anche da questa inquadratura, fuorigioco di Mazzè, buono lo stop in velocità di Marchese, che però ci riflette troppo sul passaggio, lasciando partire in fuorigioco il compagno. È arrivato il fischio e l'arbitro che attento segnala la posizione di fuorigioco avversaria. Casisa fuori tempo, scambio trovato, bene sul lato, cerca lo strappo ancora, lì Petri si defila un po', lo Iacono lo contiene, l'ultimo tocco è del 5, proprio di lo Iacono, e quindi calcio d'angolo per il Ribera che si affaccia così in avanti della banderina, occasione calcio d'angolo per gli ospiti. Non riesce a prendere la direzione giusta questo cross. Ora Leonardo, occhio allo strappo, vorrebbe passare su Mirabile. Leonardo ancora, arriva ai raddoppio, sterza bene. Leonardo per Campora, posizione regolare. Campora, punta il portiere fuori dai pali, arriva il gol di Campora, il raddoppio del 7 del Cus Palermo 2. Ribera 0, raddoppia così al minuto numero 35, lavora benissimo questo pallone Leonardo, non sente arrivare il raddoppio di marcatura e poi lancia preciso per inserimento di Campora che fa 2-0, fa il raddoppio. Cus 2, Ribera 0, 10 allo scadere del primo tempo, raddoppia così il Cus Palermo in questo scontro diretto per le zone alte della classifica. Prezza mister Di Fresco in panchina. Gol di Campora, gol del 7 con tanto di dedica. Grande atteggiamento qui del Cus che ha approcciato benissimo la partita, lasciando poco e niente a Ribera che fin qui è in netta difficoltà nella gestione della partita. Grandissimo avvio della squadra di mister Di Fresco. Di Pisa vorrebbe andare
Lo contiene Di Marco che torna dietro allo Iacono. Eccolo qui, lo Iacono. Di Marco, lo Iacono. Senza difficoltà. Ora sul lato c'è Marchese che si apre, vorrebbe andare ancora sulla corsa Diego Marchese. Cerca il movimento di Leonardo, non si intendono i due, palla persa, prova a ritrovarla. Serve ora sul lato di Pisa, che non passa ancora sullo Iacono, contrasto vincente. L'ultimo tocca pure l'11 del Ribera, sarà rimessa la 3 per i padroni di casa. Rimessa laterale Cus Palermo. Di Marco però riconsegna gli avversari. A quanto pare c'è stato un errore sulla scelta della rimessa con le mani. Sul consiglio dell'allenatore viene riconsegnata a Ribera. Cassis è mezzo a due, palla che resta lì. Cassis ancora lotta, prova a passare, non riesce però a gestire. Anello, ricordo unico giocatore ammonito fin qui. Palla tolta in avanti. Li Petri, poi lo versa, un po' di gestione qui. Sulle palle alte si lotta ancora per la palla dai piedi. Ora Marchese che allunga il contrasto, allunga il piede ma non c'è niente. Ripartenza per il Ribera che cerca di andare sul lato. Eccolo qui. Di Pisa che vola un lancio per l'inserimento di Palumbo. Che buono Palumbo. Va giù, mette il corpo davanti a Anello. Ottima la lettura difensiva del 2 del Cus Palermo che fin qui sta svolgendo un'ottima gara. Anello ancora contrasto vincente. Grande Anello. Perfetto fin qui. Anello. Mentre l'arbitro ha qualcosa da dire a Palumbo per le eccessive proteste nei confronti del direttore di gara. Si può giocare, si può riprendere. Cappello. Campro lascia spazio. Cercata qui una soluzione utopica per Cusumano che ha voluto una girata al volo. La manda però larghissima e rimessa laterale. Si ricomincia dalla fata, giro palla Cus Palermo all'interno della propria area di rigore. Può giocare con calma il Cus. Lo Iacono, altro lancio, bene per Mazzè. Mazzè, ricomincia da dietro. Marciano, da qui non vediamo, ora si compare nei nostri schermi Marciano. Si prende un rischio, doppia deviazione, palla che ritorna ancora a rosso. Mazzè deve arrivare, occhio all'intervento col piede un po' alto. L'arbitro lascia giocare ancora, poi Mazzè travolto dall'intervento in anticipo di D'Adezio, ma si gioca ancora con Mazzè a terra. Il Cus Palermo apre sul lato, errore qui malinteso tra gli attaccanti del Cus. Ora D'Adezio, uscita dura su Mazzè. Vediamo come continuerà questo scontro tra i due. Mazzè è uno che le prende, le dà pure. Vediamo. Rifiuta al fondo, Marrella va a lungo. Non arriva Marchese, Cassis a schermare in avanti, palla che torna per la di Pisa che si appoggia. Eccolo qui. Compagno che allunga. Lo Iacono vede il movimento di campo, non riesce a giocare corto questa volta. Lo Iacono Marciano. Tutto largarsi da destra c'è Anello, eccolo che la prende, sbaglia però il controllo, potrebbe ancora rimediare e ci riesce mandando Leonardo anticipato però da Palermo. Palla che sembra essere uscita fuori, non per l'arbitro che lascia giocare. Ancora si gioca in mezzo al campo. Marciano, buono il contrasto, sterza ancora Marciano, intervento scivolata, si lotta per il possesso, prova a passare, va giù Palumbo, c'è fallo, si sono viste le braccia lunghe sul corpo dell'avversario. Spinta e calcio di punizione per il Città di Ribera. Calcio di punizione per il Ribera quando siamo al minuto numero 45 allo scadere di questo primo tempo di gioco. Vedremo se l'arbitro ha fermato il tempo al terzo minuto quando ha controllato le reti della porta. Comunque 40esimo fin qui di tempo effettivo. Anche se effettivo non è. Lo Iacono. È lui che va e lancia. Lo Iacono da Leonardo, buono qui il passaggio, il controllo da rivedere però.
Lo Verso di testa, ancora insiste, bene Lo Verso che trova i compagni, Mazze spera la porta, vorrebbe girarsi e lo fa, Mazze gioco di gambe, sterza bene, Mazze, giocatore che l'ha sbloccata oggi, Mazze si defila, deve appoggiarsi e serve lo scarico, dietro Danello, senza fretta così il Cus Palermo, Anello, palla difficile, orizzontale, un po' pericolosa, Lo Iacono, Marchese, guarda l'area, guarda Campora, posizione irregolare questa volta, ha cercato la girata di testa, tocca il palo ma... era irregolare su posizione di partenza in fuorigioco e quindi possesso dall'interno dell'area per il Ribera nuovamente. Marrero lancia lungo. Campora prova l'imbucata da Dezio, non toglie del tutto, deve rimettere Palermo, ne ha 2 su di sé. Allontana sull'esterno, voleva Cappello, fin qui ha avuto qualche difficoltà nell'ingresso in partita. Casisa controlla, eccolo, va in mezzo da Mazze, che forse è il più piccolo dell'area di rigore, ma riesce a prenderla comunque di testa, mandandola alta, non schiaccia, a pochi passi dal portiere. Marrella andrà nuovamente al lancio lungo. Eccolo così Marrella, lungo, Campora. Tocca ma non basta, resta ancora lì, deve sganciarsi Anello. Campora ritorna, palla verso il numero 9, eccolo qui, Cusumano. Tocco di ritorno, Palumbo contro Lo Verso, lotta alla terra, ancora si gioca, tutto corre per l'arbitro. Poi serie di contrasti, Lo Verso continua a insistere, a lottare, tutti a terra, c'è fallo. L'arbitro per da commesso da Lo Verso, che è arrivato troppo irruento su ogni pallone. Arriva poi la comunicazione dell'arbitro, ma secondo me era anche da rivedere la giocata alla terra di Palumbo. L'arbitro l'ha giudicata come regolare. Arriva il fischio, palla messa in mezzo per i compagni, non arriva però nessuno di loro. D'Adezio insiste, lotta contro Di Marco questa volta. D'Adezio spara la porta, deve servire lo scarico, cerca una deviazione, gli va male, la trova così il Cus Palermo che ora lancia a cercare Leonardo, anticipato da Palumbo. Palla sull'esterno, non la tiene dentro di Pisa, l'ultimo tocco è bianco, rimessa da terra per il Cus, quando manca 1:30 quasi al 45esimo, ancora non è arrivata comunicazione dell'arbitro sul recupero. Mazze vorrebbe girarsi ancora, Mazze supera Palermo, Mazze in buca per Leonardo, il suo regolare, Leonardo! È il 3-0 al primo tempo del Cus, grande giocata di Mazze che poi in buca riesce a servire Leonardo, che aveva approcciato benissimo alla gara, mancava solo il gol e quindi se le scambiano Mazze e Leonardo, una volta serve l'assist uno per l'altro e questa volta è il turno del 10 per il 9, Cus 3, Ribera 0, 3 gol sopra il Cus Palermo. 3-0 al primo tempo, segna pure Leonardo se giunge alla festa del Cus. Si aggiunge pure Leonardo alla festa del Cus Palermo insieme a Mazzè e Campora, arriva pure il numero 9 in maglia rossa. Casisa sporca, non basta però, prova a salire ancora Di Pisa. Di Pisa nello stretto va in mezzo, la Fata blocca e va giù senza difficoltà. 30 secondi al 45esimo. Di Marco, Lo Iacono. Lo Iacono a Di Marco. Gioco in avanti da Mazzè che vorrebbe andare, c'è sul lato Marchese che la chiama, ancora Mazzè, qualche tocco di troppo, deve servire i compagni, lo fa andando da Di Marco. Eccolo qui Di Marco, siamo oltre il 45esimo che è scattato ora. Mazzè guarda la porta, vorrebbe il tiro, Marrella ha una difficoltà su questa presa, l'arbitro continua a lasciare giocare. Marciano in avanti, palla difficile da gestire, Marchese insiste, allontana il centrale di Vesale Ribera, palla che resta ancora però incerta col possesso ancora
cerca di gestire Leonardo che prende un colpo su Cappella, ancora passa contro Palermo. Leonardo vorrebbe chiederci, è il momento del cross, è quello che lo serve. Marrella esce e la fa sua, lascia giocare ancora l'arbitro nonostante siamo al 45esimo e 40. Non abbiamo visto segnalazione di recupero. Occhio a Palumbo che lotta con Marciano. Alla meglio, Marciano ne manda 2 fuori tempo, il 10 e il 9, non c'è niente per l'arbitro, si gioca ancora. Campora. Leonardo, palla difficile da controllare, Palermo può mandarla via. Cavaleri, palla persa. Leonardo, ben la fa sparire, Loverso vuole segnare pure lui. Loverso con l'esterno cerca la trivela verso la porta. Non riesce però a trovarla, rinvio al fondo per Ribera, minuto numero 46. Rinvio al fondo Ribera, sotto di 3 gol contro il Cus. Al primo tempo di gioco. Brutto controllo di Mirabile, ne approfitta così Marchese che viene chiuso dalla copertura di Taddezio, che apre le braccia, copre lo spazio, permette l'uscita di Marella, mentre sono 2 di recupero, dice il direttore di gara, ma 2 a partire da ora, quindi si gioca fino al 49esimo. Di Pisa, appoggio dietro, quella che arriva a Mirabile, che guarda ancora sul lato, ancora Di Pisa, il numero 11 del Ribera. Di Pisa va in mezzo per lo stacco di Palumbo, l'ha fatta, la prima chiamata a intervenire, riesce a rispondere presente e mandarla via. L'ha fatta, ottimo quell'intervento del portiere, ben posizionato, saldo e concentrato. Sbagliatissimo. Sì. Muto. Mirabile prende un colpo, con inevitabile chiamata dell'arbitro che lascia giocare per il vantaggio. Dentro l'area Palumbo, Palumbo ancora va in mezzo, è arrivato fuori tempo, lo verso, Dio se l'arbitro lo punirà con un cartellino. Fin qui Campora la tiene in campo, non per molto. Sembra non esserci cartellino, uscita da fuori tempo di Loverso. Chiaramente involontario. Lo grazie all'arbitro che è uscito soltanto un cartellino fin qui per un tocco con le mani di Anello. Così in mezzo lo Iacono tocca, permette l'uscita di Lafata, mentre non c'è più tempo, finisce così, l'arbitro scuote, le manda nei spogliatoi. Al 45esimo sul 3-0 per il Cus Palermo 3, Ribera 0. Al primo tempo, sotto di 3 gol, la squadra prima in classifica di questo girone A di a livelli 17. Mi silenzio qualche secondo, sentivano appena inizierà, qualche minuto anzi, sentivano appena inizierà la seconda frazione di gara tra Cus Palermo e Città di Ribera.
Vai a buttare! Ah, io ce te li scoppio. Io non ci devo. E tu ci hai io. Tu lo sai quanti ce li hai forse? Aia! Ma tu ci Salve. Eccoci qui, squadra invitata alla ripresa del gioco. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, dalle 3-0 in fuori il CUS su Ribera. Risultato che, a dirlo prima dall'inizio della partita, sembrava quasi impensabile. 3-0 in 45 minuti contro la prima in classifica. La squadra di Fresco è stata brava, in grado di approcciare benissimo alla gara, aggredire benissimo alla partita. Ora si ricomincerà dopo ancora qualche problema nella porta. Siamo quasi pronti per riprendere. Problema risolto, si può giocare. 3-0 CUS su Ribera. Questo scontro diretto per la vetta, per il primato in classifica. Poi vi sta a vedere anche cosa fanno le concorrenti, cosa fanno il Calcio Sicilia e l'Atena. Al momento non siamo informati del risultato attuale, se stanno giocando anche ora. L'arbitro pronto a riprendere. Questo primo pallone per il secondo tempo sarà per il Ribera. Nessun cambio per entrambe le squadre. Fresco richiama all'attenzione i suoi, richiama a mantenere alta la concentrazione. Fischia l'arbitro, ci siamo, si può giocare. È arrivato ora. Inizia il secondo tempo di questa sesta giornata di Allievi Under 17 tra CUS Palermo e Città di Ribera. Fin qui 3-0 per il CUS. Reti di Mazzè, Campora e Leonardo. Palla persa, gliela strappa così il CUS che va in avanti per Leonardo. Leonardo insiste, buona la chiusura qui della numero 5 centrale di difesa del Ribera. Gliela toglie da Dezio. Poi evitata anche la rimessa laterale. La palla resta ancora tra i piedi del Ribera. Da Dezio. Palumbo vorrebbe girarsene, lo glielo impedisce. Palla sporcata in avanti, Cusumano la perde su Marciano che si arrampica e la toglie. Ne manda due a scaldare mister Di Fresco in panchina. Ora palla in avanti del CUS, vorrebbe andare Leonardo. Vede il momento di Di Marco e eccolo che riesce a servire. Di Marco sull'esterno. Di Marco ancora, si accentra sul destro, vorrebbe il tiro. Ci ha provato Di Marco, va a largo però buono lo strappo. Palla concluso da fuori. Sarà rinvio dal fondo per il Ribera. Rinvio al fondo Ribera che gioca corto questa volta. Marrella è andato sempre lungo, sia da rinvio al fondo che da calcio di punizione. Ora va corto, vediamo se riesce a uscire dal basso il Ribera. Sembra essere di no, ma la tira ancora con Cusumano. Palla regalata al CUS. Marciano in anticipo, palla per Casis, oggi capitano, vista l'assenza di Licalzi. Posizione di Mazzè irregolare, si era disinteressata la formazione avversaria. Sarà gioco fermo. Palla ancora per il Ribera. Rischio qui preso da Mirabile, riesce a uscirla nonostante la pressione di Marchese. Mariondi di Pisa. Di Pisa ora vorrebbe accentrarsi, va in mezzo, buono con lo strappo, ancora Di Pisa, pensa alla giocata. Vorrebbe andare sulla verticale, fin qui la porta ancora, ne ha tre di sopra, va a vuoto lo Iacono che finisce per toccare l'avversario. C'è fallo e calcio di punizione, fallo commesso dallo Iacono, calcio di punizione e danni in favore delle Città di Ribera. Non vorrei però che ora i ragazzi del CUS si adagino su questo risultato. Infatti il mister Di Fresco penso che la sua preoccupazione più grande sia questa.
sperimentali. Under 14. Under 14. La prossima noi registri. Alle 6, no? Mirabile, pronto ad andare in mezzo, occhio la palla è buona verso il compagno, non riesce però a indirizzare Li Petri verso la porta. Va a vuoto e sarà rinviato al fondo per il Cus Palermo. Vince il Cus. 3-0. Corto la fata verso il compagno più vicino, Anello ora vuole il lancio, Leonardo cerca di andarla a prendere, occhio alla pressione pure di Mazzè, D'Adesio allontana, Mirabile torna dietro, Casisa in avanti, Di Marco riesce a passare bene con due uomini su di sé, Mazzè ancora a lottare contro Palermo, palla verso Leonardo a tu per tu con Palermo, gioco di gambe, vorrebbe passare ancora, D'Adesio mette il corpo davanti, lo porta fuori favorendo l'uscita di Marrella che la toglie dai piedi di Leonardo, mentre c'è ancora un giocatore a terra del Ribera, vediamo chi è. Sembra essere Mirabile. No, non è Mirabile, ma è Mariondi, il numero 3 del Ribera, che è andato giù dopo il duello contro Di Marco, che lo aiuta ad alzarsi. Palla che torna per il Ribera poi. Marrella va a lungo, a vuoto lo verso. Campora cerca ancora Leonardo, appoggio dietro, palla verso Marchesa, non arriva, resta per ancora Rossi il possesso. Casisa in avanti, sale palla al piede, ancora Casisa vorrebbe sterzare, chiuso. C'è forse ostruzionismo, per l'arbitro però non c'è niente che lascia giocare, ha indirizzato la partita verso una partita senza consenziente o permissiva, se vogliamo chiamarla così, quasi all'inglese, ma forse un po' troppo, anche perché qualche scontro c'è stato. Poteva essere ostruzionismo di gioco, qui il Cus riconsegna palla agli avversari. Marrella lancia lungo, palla per Cusumano che tocca, non trovando nessuno, rimessa laterale Cus Palermo. In avanti Anello, palla verso Casisa che è sporca, resta per ancora Bianca, vorrebbe salire così di pista che guarda il movimento del compagno, Cusumano fornisce la soluzione sulla profondità ma non lo serve e ora riparte lo Iacono che la strappa, lo Iacono si sovrappone pure Di Marco, a sinistra c'è Marchese, trovato Di Marco, tocco di ritorno, lo Iacono chiude il triangolo del Cus, triangolazione ancora, lo Iacono, l'uomo alle spalle, lo lascia andare, benissimo lo Iacono qui, ancora lo Iacono nello stretto, trova il compagno, ben bucata per Campo, la posizione è regolare, non arriva, c'è Marrella qui sull'uscita che la toglie tra i piedi all'avversario. Ottimo il controllo di Cusumano, lancia in profondità il compagno che potrebbe attaccare Palumbo contro lo Iacono, vediamo lo scontro dei due, appoggio dietro, scarico trovato, Di Pisa va in mezzo per la girata qui scomposta di Ribera, l'arbitro lascia giocare ancora per la palla che resta tra i piedi del Cus. Di Marco, lo verso, Campora tocca bene per Casisa, anticipato da Palumbo, riesce comunque a ritrovarla il capitano del Cus che poi va giù, prende la palla e subisce fallo, calcio di punizione per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus, mentre c'è un cambio nel Ribera, vediamo chi uscirà, sembra essere il momento di lasciare il campo per Li Petri, al suo posto in maglia numero 19 entra in campo Marco Geraci, altro 2009, il secondo quindi in campo della formazione ospite insieme a Marrella. Geraci, maglia numero 19 al posto di Li Petri, numero 7. Lo Iacono, palla tesa che non riesce però a trovare i compagni. Casisa la rimanda in avanti, lo verso, ancora non arriva, Casisa mette giù, vuole passare con la giocata ma non riesce, va duro il Geraci.
Anello. Mazzè prende posizione. Per l'arbitro c'è fallo. Sbraccia. L'arbitro vede. Segnala fallo. E calcio di punizione per il Ribera. Calcio di punizione Ribera. Pronto Marrella a rimetterla in gioco. Leonardo. In mezzo a tre maglie bianche. Questa volta non riesce. Palermo allontana. Prova a inseguire Cusumano, ma Marciano si disinteressa quasi dell'azione per andare a coprire la salita il difensore, l'attaccante. C'è un po' di confusione, qualche piccolo parapiglia pure con l'allenatore del CUS. Confusione totale in questo secondo tempo di gara. Geraci, lo perso, scivola, arriva un altro fallo, chiamata, calcio di punizione, partita che ora si sta un po' innervosendo. Ma è inevitabile quando si va a indirizzare una partita su questo metro di giudizio, che la partita diventi così. Ora vediamo se riuscirà a riportarla dal proprio lato l'arbitro. Intanto assegna calcio di punizione per il Ribera. Calcio di punizione Ribera. Ne chiede 3 in barriera la fatta, da qui non distinguiamo bene. Arriva il tiro diritto verso la porta, leggermente alto e rimane al fondo per il CUS Palermo, la fatta senza rischi qui. Batte veloce lo Iacono, gioca corto da Di Marco, sul lato di sinistra sale il CUS. Mazzea ha voluto lasciar passare, lo legge bene qui il numero 3, Mariondi del Ribera, che trova anche la direzione avversaria e quindi rimessa con le mani per il Ribera. Per la formazione ospite siamo a 10 della ripresa. Mariondi. Cusumano si disinteressa, rimessa laterale per il CUS. Mentre c'è cambio nel CUS, chiamata la sostituzione, vediamo chi entrerà in campo. Fuori Adriano Anello, dentro in maglia numero 15 Daniel Pitissi. Questo è il cambio di miseria di Fresco. Fuori Anello che era già ammonito. Comunque ottima prestazione qui di Anello. Al suo posto Pitissi. È il primo cambio di Fresco, che cambia un uomo in difesa, nei 3 lì dietro. Leonardo gestisce ancora, confusione, apre le braccia per i gomiti Palermo, ancora si lotta, scalciato un poco Geraci, l'arbitro non fischia nonostante da pochi passi. Giro palla CUS che prova a salire. Di Marco col tacco Leonardo cerca di strafare, colpisce Mariondi ed è rimessa laterale per il CUS. Di Fresco non ha apprezzato però questa giocata di Leonardo. Di Marco ancora con le mani, pronto ad andare dentro l'aria. Allontana via pure Ribera, mette giù Casise, mezza due, la fa sparire, poi terza Marchese. Alle spalle c'è Di Marco, cross, reazione con un braccio del numero 8 Mirabile, si continua a giocare con Casise che cerca un cross, troppo verso il portiere, Marrella senza difficoltà blocca. Marrella, Pitissi, la prima palla toccato, non allontana il tutto, deve ripetersi, lo fa bene. Pitissi, Campora. A tu per tu contro Cappello, non lo lascia girare, Cappello tocca, rimessa laterale CUS. Mentre io vi invito a non lasciarci. Dopo questa partita ce n'è un'altra alle ore 18, sempre sui nostri schermi. Sempre CUS Palermo, giovanisti sperimentali under 14. CUS Palermo Athletic Club alle ore 18. Ma ancora mancano 33 minuti al termine di questa partita. 3-0 ancora CUS per come ci hanno lasciati all'intervallo. Campora tocca, resta lì, deviazione, rimessa laterale per il Ribera ancora.
Cappello la lascia lì. Un po' di confusione, deve allontanare Casisa. Si gioca ancora sul lato opposto a noi. Palla che termina poi fuori. Dopo l'ultima attivazione rossa sarà rimessa laterale per Cappello, che potrà battere. Geraci in avanti, allontana lo Iacono. Allontana Mariondi, ma la palla resta ancora per il Cus. Palla rossa, Leonardo vede il momento di Mazzè, prova ad arrivare per anticipare ma non riesce. Resta ancora in avanti il Cus che prova a salire. Eccolo qui il numero 3 di Marco. Si sovrappone Marchese, servito, premiato, Marchese. Ora dietro Mazzè, giro palla ancora per il Cus. Vuole passare con la giocata, ci crede, insista, lotta, prende un colpo, prende un calcio. Fallo di reazione questo di il numero 8 del Ribera, che l'arbitro poi lascia giocare ancora. Casisa passa su Geraci, anche su Mirabile, 3 su di lui, il terzo è fallo, il terzo è giallo. Ammonito il giocatore maglia numero 6 Diego Cavalieri. Questo intervento è scivolata del tutto scomposto dritto sulla gamba di Casisa, che ha preso il colpo e c'è calcio di punizione. Calcio di punizione Cus. A battere andrà Casisa. E lì con lo scelto di fresco. E lì poteva anche andare lo Iacono. Invece se la sente Casisa, se la sente il capitano della formazione di casa. Ne chiede 4 in barriera Marrella, con i più bassi all'estremità e più alti al centro. Casisa vuole la porta, la manda alta. La manda alta Salvatore Casisa, arriva dal fondo per il Città di Ribera. In questo momento sta perdendo il primato in classifica. Minuto numero 60 quasi. Anzi, presenta tra 20 secondi. Ancora mezz'ora al 90esimo. Al 90esimo, siamo nel primo quarto d'ora di questo secondo tempo di gioco. Qui Pitissi evita rimessa laterale, non per l'arbitro, la palla uscita fuori, sarà rimessa laterale per il Ribera. Geraci gestisce, palla per Mirabile che sterza bene, non va bene, chiuso all'Overso, altra ripartenza, vorrebbe arrivare prima Marchese, lo toccare per ultimo, palla che potrebbe restare in campo. Marchese controlla bene, poi prende un rimbalzo strano ma gioca. Marchese ancora, ma la posizione è irregolare di Mazzea, detta dell'arbitro, che ferma il gioco tra le proteste dei ragazzi in campo. Aveva fatto tutto bene Marchese, la posizione irregolare di Mazzè vanifica la gran giocata del suo compagno in maglia numero 8. D'Adezio avanti, si abbracciano i due. Lo Iacono accompagna la palla fuori, rimessa laterale. Lo Iacono Mirabile allontana, Casisa in perfetto, Geraci la strappa, Marcia non ha difficoltà, riesce ad allontanare, a lanciare bene sulla corsa qui del compagno. Campora va a mandarlo a chiamarla fuori dai pali. Campora ci pensa a saltarlo, intervento killer questo di Marrella, che prende portamente solo il pallone. Rimessa laterale Cus. Casisa prova un cross un po' con la giocata, non gli riesce. Mazzè vorrebbe lavorare questo pallone, spalla la porta e lo fa bene. Ancora Mazzè, si lotta per averla a 3 piedi. Mazzè, il numero 10, la ricomincia da dietro, scarica e gioca da Pitissi che mette la palla fuori. Non si è capito perché dà la palla fuori. E Ribera la riconsegna agli avversari. Comunque ritorniamo in partita. Da qui non siamo pienamente dentro le situazioni di campo. Lo Iacono lancia lungo, sventagliata precisa per Campora che va morbido in mezzo. Leonardo ci ha provato di testa, ma funziona bene lo schema del Cus che a 3 tocchi va in porta. Lo Iacono per la testa di Campora e Leonardo va fuori misura, però bastano 3 tocchi e mister di fresco per arrivare in porta. Fuori misura qui Mariondi,
Mazze. Tocca ma non basta. Leonardo lotta ancora. Resta lì. Mazze deve appoggiarsi. Se vorrebbe girarsi nel traffico di maglie bianche. Va giù. Gliela toglie. Mirabile con la prova ad allargare. Lo verso. C'è fallo. Vediamo. A favore di chi? Fallo in favore del Ribera. Fallo commesso dallo verso mentre c'è un giallo. Sembra essere per Mazze. Ammonizione del tutto ingenua per il numero 10 del Cus che allontana la palla sul 3-0. Ammonizione ingenua questa. Brasilia, le cose facili, Brasi! Da Dezio. Mariondi sterza, entra dentro il campo e torna dietro dal suo numero 5, nonché il suo capitano che ora cerca il lancio. Da Dezio vuole andare lungo, di testa Pitissi, anticipa Palumbo. Palumbo la perde, Pitissi scivola, errore qui del numero 15 del Cus. Resta ancora in avanti il Ribera che vorrebbe magari provare a trovare un gol per riaccendere questo finale, ma non glielo permette il Cus Palermo. Di Marco può salire, Mazze poi si regolare che non può essere servito. Di Marco vuole proprio Mazze, azione un po' forzata, non arriva a prenderla, cerca di salire, si riscalda, si riaccende ancora nuovamente la partita dopo qualche frangente di gara un poco statico. Casisa allontana via Cappello. Lo Iacono deve lottare, la palla però resta bianca. DP si appoggia verso il suo numero 9 Cusumano. Lo Iacono ancora a non farlo girare. Cusumano spalla alla porta, deve avere il supporto dei compagni. C'è Mariondi troppo alle spalle, col tacco ci prova, Geraci vorrebbe lo strappo. Casisa la fa volare via, Mariondi tocca, non basta. Occhio alla ripartenza, occhio a Mazze. Mazze punta, corre, ancora Mazze in mezza a 3, palla che schizza fuori. Leonardo era regolare. Brendo Leonardo raddoppiato, cerca il dribbling e non riesce, poi la toglie lui. L'ultimo tocco è stato del 9 rosso, rimessa laterale per il Città di Ribera a 25 dalla fine. PT si anticipa bene con le braccia, però troppo sull'avversario, troppo sul corpo, sul corpo dell'avversario. C'è fallo e calcio di punizione per il Ribera per un fallo commesso da Pitissi a 25 dalla fine, 25 dal 90esimo almeno. Occhio, Gio! Calcio di punizione a Ribera, in posizione di battuta c'è il capitano della squadra ospite, Da Dezio in maglia numero 5. Mentre ne chiede 3 in barriera la Fate, schiera Casisa, Marchese e Loverso. Arriva del fischio, Da Dezio punta alla porta, vorrebbe andare ma la conclusione è alta, senza difficoltà per la Fata. Rinvio dal fondo per il Cus Palermo. Non ha fretta, la Fata deve rimetterla in gioco. Mentre c'è cambio nel Cus, vediamo chi entrerà, vediamo di chi sarà il momento di entrare in campo e di lasciare alla prossima interruzione. Marciano, Lo Iacono gioca laterale, bene qui per Mazze che ha cercato la giocata, il controllo lo trova, bene Mazze ancora in buca, perfetto per Campora, ancora tu per tu con Marrella, ma c'è il recupero di Cappello che toglie veramente la palla a 3 piedi di Campora, quasi a negare il gol della doppietta. Si resta ancora sul 3-0, intervento salvo il risultato di Cappello. Non è calcio d'angolo ma rinvio dal fondo, rettifica. Rinvio dal fondo per il Ribera, ancora non è il momento del cambio. Da Dezio lancia lungo, Casisa allontana per quanto può di testa, rimessa laterale Cus e resta laterale Ribera, perdonatemi. Mariondi andrà a battere.
Mariondi gioca dietro. Duello da Mariotto, reazione di Marchese. Lo Iacono tocca, la ritrova così Marciano. Marciano, lungo, da Leonardo, non arriva. La palla però arriva dal numero 10, da Mazzè. Forse il peggiore dei clienti per gli avversari. Mazzè, eccolo qui, che punta ancora, salta un altro. Mazzè vuole la porta, ma va sul palo Mazzè. Ci ha provato Mazzè a segnare il secondo gol di oggi della sua gara. Colpisce il palo però. Ci ha provato col mancino verso la porta. Eccolo il cambio, eccolo chi arriva. Vediamo chi lascerà il campo. Forse un cambio pure nel Ribera. Dentro maglia numero 17 del Ribera. Dentro Ragusa, al suo posto esce Cavaleri, ammonito pure lui. Mentre ancora non c'è stato il cambio nel CUS, ancora nel momento del cambio del CUS Palermo. Palla che resta lì, Leonardo lotta da Dezio, mette il corpo davanti, viene portato giù, c'è fallo chiaramente, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Ribera dall'interno della propria rete di rigore. Eccolo, ora è il momento del cambio. Fuori Loverso nel CUS. Dentro in maglia numero 13 Radwen. Entrato Radwen al posto di Loverso, quindi forze fresche in attacco per Di Fresco, non sente il risultato. Continua ancora frente ai ragazzi. Col volto Marciano. Si gioca ancora però, ora gioco fermo, c'è Dolorante Marciano per la botta al volto. Siamo al 70°, ne mancano 20 alla fine. Qui Mazzè ha cercato di strapparla subito agli avversari. Se c'è qualche dialogo tra Mazzè e l'allenatore Ribera. Posso bene qui Geraci, occhio allo stretto, gioca corto sul lato, vorrebbe il tiro da fuori. Va fuori misura, Mirabile però, rinvio dal fondo per il CUS. Fin qui la Fata coinvolto, ha dovuto sporcarsi i guanti soltanto nell'intervento, circa al 35° del primo tempo. Per il resto inutilizzato. Marchese, lo Iacono vede chi servire, va in avanti per Mazzè, ma è troppo su da Dezio che allontana via. Geraci mette bene giù. Geraci, ora Mirabile, Mazzè gliela strappa, resta ancora lì. Cassis manda fuori campo l'avversario, stessa ancora, manda 2 giù. Cassis ancora, può portare palla, prende metri. Cassis è il capitano del CUS, vorrebbe il lancio. C'entra in pieno però Ragusa, ora lotta ancora Mazzè che ha avuto la meglio. Antonino Mazzè vorrebbe ritrovarla, ci pensa Marchese che si gira benissimo. Diego Marchese supera Mirabile, vuole l'imbucata, si perde all'ultimo, da Tezia la chiude, che poi va una scivolata un po' scomposta mantenendo il piede alto. L'arbitro ha continuato a lasciar giocare, ma già abbiamo capito qual è il metodo di misura del direttore di gara. Passi in mezzo a 2 di Pisa, c'è fallo e calcio di punizione. Calcio di punizione per il Ribera, ma c'è un altro cartellino, vediamo per chi. Sembra essere arrivo per Di Marco. Giallo pure per Di Marco. Fin qui tutte ammonizioni, una più evitabile dell'altra. 3 ammonizioni del CUS Palermo. Anello, Mazzè e Di Marco.
Due falli, due ammonizioni per aver allontanato il pallone di Mazzè e Di Marco, mentre Anello l'ha toccato con una mano. Forse è l'unica sbavatura di questa partita, questi 3 cartellini. Poi per il resto tutto quasi da 10 in pagella. Faccio dire che Ribera ha tenuto poco, ha dimostrato poco. Taddezio vuole battere questo calcio di punizione. 4 in barriera che sia alla Fata. In barriera vanno in 4 e sono Marciano, Casisa, Mazzè e Marchese. Vuole Taddezio andare in porta. La Fata non se la sente di bloccare, ribatte via quasi in Bayer. Sarà rimessa laterale per il Ribera. Gioca lì, non arriva. Il giocatore ospite, c'è un altro cambio, si prepara a entrare forse pure Abate, vediamo. Eccolo qui, il momento del cambio, vediamo chi entrerà in campo, chi uscirà. Fuori Mazzè, al suo posto, in maglia numero 17, Alfonso Abate, come vi dicevo. Mentre c'è pure un cambio in porta nel Ribera. Esce Marrella per lasciare spazio a Davide Armenio, incaricato di mantenere almeno la porta inviolata al suo ingresso in campo. Ingresso non da poco, un ruolo non da poco. Quindi Armenio in porta nel città di Ribera, mentre fuori Mazzè, 3 migliori in campo, se non il migliore in campo di questo corso. Al suo posto entra Abate. Non arriva Abate. Ora va a riconquistare. Bene quel Abate al primo pallone totale della sua partita. Ora gestisce Abate. Bene, va sul lato. Di Marco. Dietro. Lo Iacono. Casisa orienta, si gira, alza la testa e cerca il lancio sulla verticale. Si gira bene qui. Raduen ancora. Raduen lotta con D'Adezio e non riesce. Campora. Ultimo quarto d'ora di gara. D'Adezio apre troppo le braccia. Commette fallo. C'è calcio di punizione. Calcio di punizione per il Cus Palermo, un fallo commesso dal capitano Ribera ai danni di Campora. Lo Iacono vuole la di rigore, palla che termina tranquillamente dalle braccia di Armenio. Armenio, lungo, lo Iacono in anticipo, riesce pure a metterla giù, lo aspetta Geraci. Lo Iacono da Leonardo, un po' statico qui, voleva una palla sullo spazio per il compagno, ma si continua a giocare. Mirabile, con 2 uomini di sopra, ora il fallo c'è e c'è anche calcio di punizione per il Città di Ribera. D'Adezio, palla da Cappello, Ragusa e ora dietro Palermo. In avanti Palermo cerca di andare da Cusumano, palla troppo lunga, buona per l'uscita di La Fata che fin qui la tiene tra i piedi. La Fata aspettava la pressione per bloccarla con le mani, ancora palla dentro l'area di rigore del Cus. Da qui non vediamo bene, c'è il palo di mezzo. Ora torna a essere visibile ai nostri schermi La Fata che lancia lungo. Anticipa Palermo. Marchese ne ha 4 di sopra, si gira bene Marchese con la giocata giusta, poi Abate non riesce a controllare. Ora vorrebbe ritrovare e lo fa bene. Eccolo qui Alfonso Abate, altra palla ritrovata. Abate ha cercato la porta da lì, si è lasciato ingolosire dallo spazio e poi con la conclusione. Ne esce ora un pochino rivedibile. Casisa, dietro, Pitissi, ricomincia dalla Fata.
Gioele La Fata. Lo Iacono. Sul lato si apre Di Marco, vediamo se verrà servito, non sembra essere così perché va a lungo. Leonardo col petto, uomo alle spalle, da Dezio mette pressione, vorrebbe girarsi, ancora Leonardo, intervento regolare del capitano del Ribera che insiste. La toglie Leonardo, l'arbitro fischia ora per un fallo fumulativo. Si giocava per il vantaggio, quindi calcio di punizione Ribera. Altro cambio nella formazione ospite, sembra essere il momento di Mirabile di lasciare il campo, vediamo chi è al posto suo. Fuori Mirabile, dentro Sabella. Fuori l'8, dentro il 18. D'Adesio va dentro l'aria, troppo sulla Fata, occhio che scappa, resta lì, deve rimediare, il Cusso la fa bene. Lo Iacono ricomincia dal base di Cus Palermo. Di Marco resta lì, Di Marco cerca un lancio preciso per il compagno che può puntare ancora a tu per tu col portiere, cerca di scavalcarlo col tocco sotto e ci riesce. Arriva il gol dall'ingresso in campo dalla panchina, il gol di Raduen che a tu per tu col portiere non sbaglia, tocco sotto, scavalca Armenio. Il gol di Raduen appena entrato dalla panchina, su assist di Marco, ringrazia il compagno ed è 4-0 per il Cus che cade il poker contro la prima in classifica, cade il poker contro la capolista il Cus. È il momento del cambio, fuori Leonardo, istituito anche lui, al suo posto Fasone, giocatore classe 2010, 2 anni sotto età, attualmente giocatore del gruppo di Mister Demma di Giovanissime Elite. Oggi va a dare una mano anche il gruppo di Difresco per questi ultimi 10 minuti. Occhio a Raduen, potrebbe ritrovarla, prende un colpo, continua a resistere, arriva pure Palermo, Raduen ci crede, intervento, c'è fallo, Raduen soglia il pallone, calcio di punizione per il Cus. Buon atteggiamento qui di Raduen. (10 alla fine, 4-0 per il Cus fin qui, che sta spodestando la prima in classifica in attesa dei risultati di Calcio Sicilia e Atena. Vediamo chi va. Fasone va in mezzo, ha cercato direttamente alla porta, scalda le mani di Armenio che manda via. Calcio d'angolo dopo l'ultimo tocco di Armenio. Calcio d'angolo Cus. A battere andrà nuovamente Fasone. Fasone, cross in mezzo, è buono per la testa di Marciano. Salva sulla linea il difensore Ribera, altra chance di Marco, vorrebbe provare anche lui, palla che attraversa lì, resta buona per i compagni in area, un po' di confusione, palla uscita da Ragusa, ora ripartenza Ribera verso il compagno, non arriva, Geraci va fuori misura, poi non riesce a ritrovarla. Di Marco, c'è Fasone tutto largo a destra, Di Marco ancora, può liberarsene e servire lo scarico, 3 giocatori su di lui, traffico di maglie bianche, ne esce meglio qui il Ribera con un fallo e un calcio di punizione. Calcio di punizione in favore della formazione ospite. C'è un altro cambio nel Cus. È il momento di lasciare il campo di Di Marco, che non sembra averla preso benissimo, ma c'è da capire che mancano 8 minuti, è già ammonito. Il momento di riposare. Al suo posto dentro Messina, al posto di Di Marco.
Messina mette pressione appena entrato, quindi rivoluzionato completamente prima l'assetto offensivo del CUS, ora anche un po' le retrovie cominciano a cambiare. Lo Iacono ancora resiste. Casisa un po' in difficoltà, lo Iacono non deve pasticciare. Casisa lancia via, palla verso Messina, si gira bene, ecco lo strappo Messina, sterza non riesce, resta ancora palla però tra i suoi piedi, Messina apre bene le braccia, arriva Marciano che travolge l'avversario, ancora si gioca, vale in avanti, Palumbo, può crederci, quasi si gioca senza regole, non arriva fischio dell'arbitro. Lancia lungo, troppo lungo per Fasone, vediamo se è il momento giusto per Raduen che ci crede, non è per Fasone, perdonatemi, invertiti, non può arrivare. Abbatte, bene qui con tranquillità, con qualità. Raduen, già segnato oggi. A pochi minuti dal suo ingresso in campo. Ancora Raduen. Ci crede. Wesam Raduen. Va dietro, abbatte, gira, gestisce. Controlla ancora il possesso. Il CUS Palermo, palla che resta dentro. Raduen, ci crede in avanti, vorrebbe la verticale. Chiude Palermo, che ora vorrebbe uscire palla al piede. Arriva alla metà campo per poi perdersi, poco lucido al momento del passaggio. Casisa corre ancora sulle gambe, vorrebbe andare in avanti, la chiedeva Fasone, preferisce andare centralmente da Messina che gira sul lato opposto di campo, la gente riesce a tenerla in campo, sembra essere così, ci riesce, trova anche la rimessa laterale a suo favore. Fasone, uomo alle spalle, vuole passare, Fasone, occhio, Fasone! Va largo, occasione per Filippo Fasone che prova a mettersi in mostra in questi 10 minuti che ha a disposizione. Ora ne mancano 5 al 90esimo, c'è un altro cambio ed è di nuovo nel Ribera. Anche nel CUS è il momento di Anderson Gowa. Vediamo al posto di che io mi aspetto un cambio per Marchese, infatti già si sta avvicinando in posizione di Francesco Motisi, dirigente del gruppo Under 17 del CUS Palermo, il gruppo Elite Under 17. Infatti è così, esce Marchese, dentro Gowa. Mentre noi riprendiamo da un rinvio dal fondo, Armenio gioca corto, parla per D'Adezio. Palla persa, regalata ancora. Messina vuole il tiro, c'era Fasone in mezzo. Ha provato a segnare Messina su questo errore dal basso quartiere città di Ribera. Messina un po' si è lasciato ingolosire alla porta. Gowa, tocca, rimessa laterale Ribera. 4 alla fine, 4 al 90esimo. Altro cambio, esce Cusumano pure nel Ribera, dentro in maglia numero 20 per questi ultimi 20 minuti, questi ultimi 4 minuti perdonate, in maglia numero 20 Amari. Con la partita che ormai sembra ben delineata, con l'esito finale già ben stabilito. L'unica cosa che potrebbe cambiare, a detta mia, sarà il risultato finale. Si lotta lì dietro, Palermo. Gioca in mezzo al campo. Ancora palla verso la corsa di Messina. Non arriva. Fuori misura. 3 allo scadere. Palla tra le mani di Armenio. Non mi aspetto recupero. Non è stato recupero abbondante. Lo Iacono col tacco. Gowa a vuoto. Occhio, si prende un rischio. Gowa. Ora sterza rimedia. Bene Gowa. Alla ricerca di Campora che sembra essere esausto ma continua a rincorrere. Lo Iacono in anticipo, bene, vorrebbe passare su Geraci, ci riesce, mette il corpo davanti. Lo Iacono lo sposta, la differenza di stazza è presente e c'è fallo. Calcio di punizione Ribera, Geraci batte veloce, tornando dietro ad Adesio.
strappa Casisa in avanti, vorrebbe saltare pure l'avversario e ci riesce bene, supera Mariondi, vorrebbe andare pure su D'Adezio che mette il corpo davanti, chiude Casisa, ancora si gioca, palla tra i piedi di Palermo sulla pressione di Fasson, la palla viene messa fuori per verificare le condizioni del capitano del CUS. Guarda che poi torna a Ribera, a 2 alla fine. Palermo, D'Adezio, giro palla Bianco, giro palla Ribera. Di Pisa non arriva, lo anticipa Abate ma la palla resta lì, Gowa. Ancora Geraci, in mezzo al campo riesce a trovare Ragusa ma la perde sull'uscita di Gowa, ora Casisa, Messina, largo c'è Campora. Non lo trovo, vuole fare tutto solo Messina. Ora gioco fermo per verificare la condizione di Geraci, ancora si gioca, mancano 60 secondi allo scatero, per l'esattezza 70. Almeno al 90esimo, vedevo se l'arbitro riterrà opportuno a segnare il recupero. Un minuto. D'Adezio, corto, Ragusa, D'Adezio ancora, la su Gowa, potrebbe essere un'ultima ripartenza del CUS che comanda Campora, la vorrebbe Fasone, eccolo qui, Campora sarà lunga troppo, esausto il numero 7 del CUS Palermo, ma c'è un fallo, c'è un calcio di punizione per il CUS, un fallo commesso per un'uscita irregolare di Palermo, 30 secondi alla fine. Mentre c'era l'allenatore del Ribera che era a terra. Lo Iacono in posizione di battuta, occhio al tiro in porta, occhio al mancino di Peppe Lo Iacono, che già ci ha sorpreso più volte anche durante questa stagione. Anche se da qui non vediamo perfettamente, vista la presenza di questi pali sulla nostra visuale. Altro cambio, il momento di Motisi del CUS Palermo al minuto numero 90. Dentro Motisi, al suo posto esce Campora. Tra gli applausi siamo già oltre di 40 secondi sul 90esimo. Potrebbe essere l'ultima della partita. Lo Iacono pure alla porta. Conclusione rasoterra. Letta tranquillamente da Armenio senza difficoltà. Armenio corto da Palermo. D'Adezio sulla pressione di Fasone. Occhio. D'Adezio allarga tutto. Cambia. Resta lì, Ragusa gioca sullo stretto, sulla corsa di Cappello, che può andare. Cappello ancora in corso da Motisi, è lui che glielo va a togliere, bene qui Motisi, permette l'uscita pure di Abate che ritrova. Oh, sale il CUS Palermo, sale Messina che va sulla fascia, Messina contro Palermo. Intervento di Palermo che ha salvato. Cappello. Ora di Pisa. Gliela toglie Raduen, si lotta ancora in mezzo al campo, Raduen. La chiama Fasone, per il momento è chiuso. Raduen, Lo Iacono, minuto numero 91 e 30, senza rischiare qui Lo Iacono, continua a portare palla. Casisa gioca, lancia per Raduen, la palla è buona e precisa. Questa è Raduen. Fasone, eccola che la prende Fasone, vorrebbe il tiro, cerca di respirare lo spazio per la conclusione, ma per il momento non arriva. Raduen, tocco di ritorno, cerca Fasone, chiusa all'ultimo da Ragusa, resta ancora però lì la palla, Raduen ci crede, resta al limite dell'aria, con la palla tolta, allontanata via dal Ribera e finisce così. Triplice fischio, il direttore di gara che manda le squadre di spogliatoi, manda momentaneamente al primato in classifica il CUS che compie il sorpasso, riesce a farne 4 alla capolista, alla formazione prima in classifica. Grande gara di Mister Di Fresco che sarà sicuramente contento dei suoi ragazzi. Io vi ringrazio per la compagnia, per la visione e per la sera passata insieme. Un saluto alla prossima da Filippo Alongi, restate sintonizzati, pronto l'ingresso in campo alle ore 18 del gruppo
Under 14 del CUS Palermo contro l'Athletic Club Palermo. Rinnovo i miei saluti, alla prossima.